Come un fulmine a ciel sereno è arrivato l'annuncio del presidente della regione Nello Musumeci della sua non ricandidatura. Musumeci ha dichiarato: tra poco toglierò il disturbo e ci sarà un successore. La regione siciliana ha fatto molti interventi anche nel settore della cultura e per quelli che non sono finiti ci sarà il mio successore perché io toglierò il disturbo. Questo quanto affermato dal presidente Musumeci nel suo passaggio del suo intervento all'inaugurazione della mostra Agata dell'icona cristiana al mito contemporaneo. I tesori dei musei regionali a Palazzo dell'Università a Catania. Il governatore Musumeci non ha voluto parlare delle sue dichiarazioni con i giornalisti, limitandosi ad aggiungere all'ANSA che non ho nulla da dire adesso, anticipando che incontrerò la stampa nei prossimi giorni. Ma vediamo quali sono in retroscena. La mattinata del presidente della regione Musumeci non inizia esattamente nel modo migliore. Sul Corriere della Sera il coordinatore azzurro Miccichè di Forza Italia cannoneggia sul quartiere generale, violando la tregua richiesta sul tavolo romano di demandare tutto all'esito dei post ballottaggi. Il combinato disposto dello show di Ficarra e Picone a Taormina, le voci che arrivano dalla capitale su un varco che inizia ad aprirsi fra i colonnelli di Fratelli d'Italia sulla possibilità di non impiccarsi sul suo nome fanno il resto. I ben informati raccontano di un presidente che avrebbe annunciato ai suoi assessori più fedeli la sua intenzione di ritirare la candidatura alle regionali, un'ipotesi che i suoi avrebbero cercato in tutti i modi di allontanare, tentando di dissuaderlo. Infine la dichiarazione pubblica rilasciata ai cronisti all'inaugurazione della mostra Agata che si è svolta a Catania, immediatamente battuta dalle agenzie. Il giallo c'è tutto e riguarda le possibili dimissioni del presidente, che rimanda ogni spiegazione ai prossimi giorni, quando organizzerà una conferenza stampa a proposito per chiarire i contorni della vicenda. Ci sarà un mio successore, questo ha dichiarato il presidente Musumeci.